Come avevamo previsto, le accuse infamanti contro l'ingegner Giovanni Giannacopoulos si sono sciolte come neve al sole. Tutto l'impianto accusatorio è stato scardinato dall'avvocato Maurizio Paniz, che difende il nostro azionista di maggioranza. Un mese di fango, di accuse gravissime come quella di minacce mai fatte, mai dimostrate, di accuse anche alla redazione di avere pubblicato servizi diffamatori nei confronti del direttore generale Carlo Bramezza e dell'ULSS 7. Tutto questo è diventato una bolla di sapone, però oltre un mese di fango, di giornali che hanno attaccato il nostro gruppo, che hanno dipinto l'ingegner Giannacopoulos come qualcuno che addirittura ordinava, dava ordini, aveva pieni poteri, non essendo poi neanche l'editore, perché l'editore è il figlio, l'ingegner Filippo. Un mese di fango nel ventilatore nei confronti di un uomo che ha sempre condotto battaglie per migliorare la sanità, per aiutare le persone bisognose, che ha inventato la trasmissione Schiacciati, i Veneti schiacciati dalla crisi, che ha raccolto fondi per aiutare i bambini che avevano problemi e dovevano essere sottoposti a interventi chirurgici. Questo è il sistema Giannacopoulos di cui hanno parlato giornali e televisioni concorrenti, rimestando nel torbido, approfittando di questa situazione per accusarci di chissà quali nefandezze. Si è tutta sciolta come neve al sole questa vicenda. E vorrei ricordare l'articolo 21 della Costituzione, che dovrebbe garantire libertà di espressione, il pluralismo, libertà di stampa. Si parla tanto spesso a vanvera di questi valori e bisogna dimostrarli con i fatti. Noi siamo stati cacciati da una conferenza stampa. Che cosa avremmo dovuto fare? Rinunciare a fare il nostro mestiere, a scavare, a indagare, a dar voce ai pazienti, ai malati? Questo abbiamo fatto, questo è stato il nostro dovere fare, anche perché fin dall'inizio della storia di Media Nord-Est e delle nostre emittenti abbiamo detto che saremmo stati dalla parte dei cittadini, non certo dalla parte del potere e di chi vuole imbavagliare i giornalisti. Continueremo a fare a questo mestiere, guarderemo sempre alla ricerca della verità.